La quinta edizione di Vivi il Vivaro, uno slogan efficace che riassume 3 fine settimana consecutivi dedicati al mondo equestre. Ovviamente il piatto forte è costituito dai campionati italiani assoluti di salto ostacoli, manifestazione che festeggia i 30 anni. Ieri la prima prova, una categoria di caccia, ha cominciato a delineare i valori dei binomi iscritti. La prova odierna è una categoria a 2 manche e noi vi proponiamo la parte conclusiva della seconda. Ieri il miglior binomio era stato quello formato da Lorenzo Toscano, il carabiniere siciliano in sella a Savi Transport Latacchia. In campo uno dei migliori cavalieri in attività nel nostro paese, si tratta di Valerio Sozzi in sella a Sandolan, 1,21 dopo la prima giornata, 2 errori agli ostacoli nella prima manche, ora impegnato nella seconda, e possiamo dire che Valerio Sozzi, usando un termine automobilistico caro alla Formula 1, ha dovuto sfoderare il muletto, in quanto Jesuat Pilot High Flight, suo cavallo di punta per questi campionati, ha avuto un incidente di van. Si è comportato comunque molto bene Sandolan, fino a questo momento impegnato in categorie molto più basse, andando al di là delle stesse aspettative del cavaliere. Intanto sono 24 le penalità totali in questa seconda giornata, un totale di 25 e 21. I primi 10 cavalieri che saranno classificati in questa categoria in campo a cavallo per la... Il migliore nella prima manche è stato Emilio Puricelli. Vi dico subito che non c'è stato alcun percorso netto, 4 le penalità per il cavaliere lombardo in sella a San Patrignano Babushka. Puricelli e Babushka si sono confermati anche al secondo giro, 4 penalità, e il totale dopo le 2 manche odierne e la prova di ieri per Puricelli è di 5,83. È questo il binomio leader. Da registrare il ritiro di Ionella Ligresti su Ubeda. Ionella era in terza posizione dopo la prova di ieri, il percorso dell'Amazzone era ancora netto, una caduta l'ha tolta di gara. È ritirato anche Filippo Moyerson, che montava l'Oro Piana Victor, un cavallo con cui non ha ancora evidentemente affinato l'intesa, ce l'ha in cura da un periodo molto breve. Dopo Valerio Sozzi tocca a Francesco Girardi su Uragano del Giglio, per Francesco Girardi, che è uno specialista del concorso completo. In questa specialità 2 Olimpiadi, 26,09 dopo la prima giornata, 12,25 nella prima manche odierna. Vi ricordo che questo Vivi il Vivaro può essere considerata una piccola Olimpiade equestre, 3 fine settimana, 3 weekend dedicati a 4 discipline: salto ostacoli, dressage completo e endurance. 450 i cavalli che vedremo impegnati. In programma gli assoluti di salto ostacoli, il Criterium Seniores, questa è una novità. Per quanto riguarda il dressage, i campionati italiani Seniores, Juniores e Young Riders. Per il completo gli europei e mondiali Young Riders. Per l'endurance il campionato europeo Open. Una vetrina importante in vista dei sempre più probabili World Equestrian Games, che dovrebbero essere ospitati dall'Italia fra circa un anno. Intanto applausi per Francesco Girardi. Un po' complesso fare i calcoli perché i parametri e i coefficienti della prima giornata hanno reso un po' difficili le somme. Comunque il totale per Girardi dovrebbe essere di 44 e 34, non si inserisce nelle prime posizioni. Classifica provvisoria cappeggiata sempre da Emilio Puricelli, San Patrignano Babushka 9,83, poi abbiamo Natale Chiaudani 14,09,
in sella a Reingold de Luynes, che ricordiamo già secondo, medaglia d'argento in un'edizione degli assoluti, precisamente alla Bagnaia 2 anni fa. Alcune assenze di rilievo in questi assoluti: non ci sono Jerry Smith, Roberto Arioldi, Arnaldo Bologni, Guido Dominici, impegnati all'estero, precisamente a Calgary, una competizione alla quale i Cavalieri Azzurri si sono qualificati perché la squadra è quarta in classifica nel conteggio dei punti conseguiti nella stagione in Europa nelle varie coppe delle nazioni, e devo dire che i Cavalieri impegnati a Calgary si stanno comportando estremamente bene. Purtroppo Jerry Smith non può difendere lo scudetto, il titolo tricolore conquistato lo scorso anno ad Alabirdi. Dopo Francesco Girardi, Gianluca Ugori con Diamond Melody, 8,88 nella prima giornata, 9 penalità nella prima manche, si sta comportando molto bene. E facciamo anche la conoscenza con il percorso ideato dallo chef de piste Giuliano Vezzani. Sono 13 gli ostacoli per 16 salti, 2 le combinazioni previste, una gabbia, una doppia gabbia. La velocità è di 400 metri al minuto, la lunghezza è di 630 metri, il tempo massimo di 95 secondi, il tempo limite di 190 secondi. Si parte con il muro 1,40 m, poi la triplice sul fosso 1,45 per 1,90, quindi un passaggio di sentiero carré 1,45 per 1,45. Il numero 4 è un verticale di barriere su cancello 1,50 m, quindi piegata a mano sinistra per raggiungere il verticale di tavole e barriere 1,50 m. Poi la prima delle due combinazioni, la gabbia. In ingresso un passaggio di sentiero 1,45 per 1,60, un altro largo in uscita 1,50 per 1,70, la luce fra i due elementi è di 7,70 metri, un tempo di galoppo. Si va verso il numero 7, un verticale di barriere su cancello 1,50 m, quindi le tavole e barriere 1,50, ostacolo a fronte stretto. Quindi il numero 9, un passaggio di sentiero 1,50 per 1,60, la riviera con siepe 3,90 metri, quindi il bambù, un passaggio di sentiero di 1,50 per 1,80, poi la doppia gabbia. Il primo elemento è un verticale di 1,45, poi un passaggio di sentiero 1,50 per 1,60, in uscita un altro verticale 1,50. La luce fra il primo e il secondo elemento è di 10,80 metri, 2 i tempi di galoppo, 7,40 metri la luce fra il secondo e il terzo elemento, un solo tempo di galoppo, e poi la chiusura con l'ostacolo numero 13, un largo 1,50 per 1,70. Intanto diamo il totale anche per Ugori, 25,88, 8 le penalità nella seconda manche, 2 errori agli ostacoli, come del resto nella prima estremamente regolare. Gianluca Ugori con Diamond Melody. Ed ora seguiamo il percorso di un altro cavaliere blasonato, Duccio Bartalucci, in sella al puro sangue australiano Too Hot to Handle. 5,95 dopo la prima giornata di gare, dopo la categoria di caccia, 12 le penalità nella prima manche. Ricordiamo, Duccio Bartalucci ha già vinto gli assoluti, precisamente nel 1980 con Delilah. Si diceva fiducioso il cavaliere nato a Modena ma ormai adottato dalla capitale, cavallo alterno, Too Hot to Handle, che in questa stagione ha offerto lampi di grande qualità, alternandoli però a momenti più opachi. Binomio di riserva a Mannheim, avete visto l'errore di Bartalucci che va ad affrontare l'ostacolo conclusivo, il tempo di 94,74.
stiliamo il totale anche per Duccio Bartalucci. 12 penalità in secondo giro uguale a quelle del primo, quindi 24 complessive nelle due manche. Sono Elena Salvatori, 12 e un quarto il primo giro. Parte con il suo 12 le penalità per Bartalucci, 24 nelle due manche, un totale di 29 e 95. 29 e 95 per Bartalucci e Too Hot to Handle, troppo caldo per essere maneggiato. Elena Salvadori in sella a Ulan Quinto, cavallo di origine francese, 26,02 dopo la categoria tempo, la categoria di caccia, 12 e un quarto le penalità nella prima manche. Elena Salvadori presente a questi assoluti, vedremo anche la sorella Federica. Per quanto riguarda le Amazzoni, vi posso dire che una sola Amazzone è riuscita a vincere il campionato italiano, precisamente nel 1994, Manuela Bedini con Desiree di San Benedetto. Vi ho anticipato, trentennale per il campionato italiano salto ostacoli, prima edizione nel 1967 a Montelibretti, vittoria per lo scomparso Graziano Mancinelli in sella a Peter Pater, e il cavaliere risulta anche il miglior protagonista in questi assoluti con 6 vittorie. Seguiamo Elena Salvadori, il centro equestre federale dei Pratoni del Vivaro si estende su un'area di 139 ettari, è stato acquistato dal CONI alla vigilia delle Olimpiadi di Roma nel 1960, si disputarono qui le prove di completo, un terreno ottimo di natura vulcanica, erba un po' alta ma fondo in ottime condizioni. L'impianto dispone di 5 blocchi di scuderie, sono 16 nella seconda, 4 errori agli ostacoli, 54 e 27 il totale. Sempre leader, lo ripeto, Emilio Puricelli con San Patrignano Babusca. E adesso tocca a Massimo Grossato, anzi Mirko Casadei, chiedo scusa, dopo Elena Salvadori Mirko Casadei su Quick du Garon, 18,03 dopo la categoria di caccia, 20 le penalità in questa prima manche. Campionati italiani assoluti articolati in 3 prove, ieri la categoria a tempo, una tabella C, oggi la categoria a 2 manche, domani giornata di riposo e poi conclusione con aggiudicazione dello scudetto e delle medaglie domenica, con una categoria a 2 percorsi alla quale verranno ammessi i migliori 20 binomi. Sabato, giornata in cui riposano i big, spettacolo comunque assicurato con il tradizionale derby e la terza prova del Criterium Seniores. Vi ricordo anche il totale di Valerio Sozzi, 33 e 21, una lieta sorpresa, e il suo Sandolan che si è districato molto bene soprattutto nella prima manche, poi ha evidentemente accusato un po' la fatica e lo scotto di un impegno proprio mai affrontato in precedenza. Mirko Casadei e Quick du Garon.
Questo cavaliere è nato nel 67 a Bologna, dove risiede. Il cavallo che monta è intero, un Seul Française, ha 15 anni. Pasticcia in questo momento si è classificato secondo nella tappa del circuito di eccellenza di Magreta. Una tradizione di famiglia assicurata, se è vero che la figlia di Casadei, Rita, ha avuto recentemente come gradito regalo un pony. Rivediamo ancora con le immagini proposte dall'Esterna 1 di Roma, guidata dal regista Roberto Gambuti, una fase del percorso di Mirko Casadei. Intanto è già in campo Federica Salvadori su Cyrano de la Jonquière, 13,88 dopo la prima prova. Oggi 13 penalità e un quarto. Dobbiamo ancora salutare il primo percorso netto. Giuliano Vezzani non è stato certamente clemente con i concorrenti, allestendo un percorso estremamente impegnativo. D'altronde la filosofia di questo direttore di campo è nota, si tratta di un campionato italiano, l'Italia ha tradizioni veramente importanti nel settore del salto ostacoli, quindi è inutile bluffare, i percorsi devono essere all'altezza di un impegno tricolore. Federica Salvadori, Cyrano de la Jonquière, deve migliorare le 13 penalità e un quarto ottenute nel primo giro. È un leader abbastanza solido Emilio Puricelli, 9,83 dopo le prime 2 giornate in sella a San Patrignano Babuška, e il bottino sarebbe potuto essere anche meno pesante se nella categoria di caccia Babuška non avesse inanellato 2 errori consecutivi proprio sotto la nostra postazione, un errore legittimo, l'altro forse evitabile, anche se Puricelli non è convinto e ha detto che un errore è stato la conseguenza dell'altro, poteva fare ben poco per evitare il secondo errore. Comunque Babuška e Puricelli per ora in vantaggio. Federica Salvadori, Cyrano de la Jonquière si avviano alla conclusione del tracciato, ora attesi dalla doppia gabbia. Bene sul primo elemento, bene anche sul largo intermedio, ottimamente anche in uscita, e ora resta da superare il largo numero 13, 1,50 per 1,70. Non c'è errore nel tempo di 99,94. Le penalità sono 5 e un quarto, 5 e 25, ha migliorato dunque Federica Salvadori. Nel tempo 99 qualche cosa. Possiamo stilare il totale anche per questa Amazon, che è di 32 e 38. 32 e 38 il bottino per Federica Salvadori dopo le prime 2 giornate di gara. Ed eccolo ora Massimo Grossato con Illusion, cavallo di origine belga, 10,58 nella categoria di caccia, 7 errori agli ostacoli nella prima manche. 4 cavalli al termine della categoria. Massimo Grossato, vincitore al concorso internazionale di San Patrignano. Vi dicevo del Criterium Seniores di salto ostacoli, che rappresenta la novità di questi campionati assoluti, riservato a cavalieri amazzoni con patente di secondo e terzo grado.
che hanno ottenuto nel corso della stagione determinati requisiti non possono partecipare al criterium i binomi iscritti al campionato assoluto di questa gara, che ricalca la formula del campionato assoluto. Daremo una sintesi della seconda giornata questa sera nello spazio notturno. Qualche parola merita anche Lorenzo Toscano, che era il leader ieri in sella Savi Transport Latakia. Il cavaliere catanese aveva passato la prima giornata con una fedina immacolata, 0 per lui, dopo i calcoli con parametri e coefficienti, poi una malaugurata prima manche, 20 penalità e mezzo, ha migliorato nella seconda, 8 penalità, 28 e 50, intanto sono 16 le penalità per Massimo Grossato. Era 13esimo Paolo Giovadelli con Monto. Un totale di 44 nella giornata di oggi, 54 e 58 il suo totale. Siamo lontani dai vertici della graduatoria, sempre cappeggiata da Emilio Puricelli e San Patrignano Babusca. Bene anche Natale Chiaudani con Rengol de Luynes, che chiude il secondo giorno con un totale di 14 e 09. Mentre Rizzi ha un totale di 20 e 34. Peccato per il ritiro di Filippo Moyer, sono 3 volte campione italiano, monta un cavallo ancora acerbo, costretto al ritiro. Ora in campo Paolo Zuvadelli con Monto, terzultimo binomio in gara, 8 e 07 bene, dopo la prima giornata 13 e un quarto nella prima manche di questa categoria, affrontata con un pizzico di fortuna la gabbia. Dopo il gran caldo dei giorni scorsi, oggi finalmente una giornata ventilata, una temperatura accettabile. Bene anche alla Riviera. Ultimi 3 ostacoli, superato il bambù, ora la doppia gabbia e poi l'oxer conclusivo per Paolo Zuvadelli. Supera anche il passaggio di sentiero. Attendiamo il totale anche per questo binomio, dopodiché seguiremo Giovanni Magaton con l'Ordron B. 4 penalità e 54 e mezzo, uno dei migliori percorsi a cui abbiamo assistito, nessun percorso netto. In campo Giovanni Magaton, che è nato a Castelfranco Veneto nel 67. Il cavallo che monta è un cavallo intero, un tedesco di 9 anni, con cui Magaton è già molto affiatato, lo monta dal 95. Per lui debutto in campo internazionale proprio quest'anno a Piazza di Siena. Nel 96 per lui medaglia d'argento ai campionati italiani di secondo grado. Giovanni Magaton su l'Ordron B, 38 e 97,
Maluccio nella categoria di caccia, poi invece 4 e un quarto nella prima manche, molto bene, uno dei migliori. Lo ha penalizzato un'infrazione di tempo, cavallo un po' pigro che ha bisogno di una sollecitazione al primo elemento della gabbia, c'è comunque errore. Un cavallo morfologicamente ben strutturato che va ad affrontare prima le tavole, poi l'ostacolo seguente che immette alla Riviera con siepe. Vi ricordo le dimensioni della Riviera: 3,90 m, parte conclusiva del tracciato, si piega a mano sinistra per affrontare la doppia gabbia. Gli ostacoli su cui i binomi hanno balbettato con maggior frequenza, a parte le combinazioni, sono il numero 4, il verticale di barriere su cancello 1,5 m, e il numero 8, le tavole e barriere 1,50 m, fronte stretto. 8 le penalità per Magaton, 4 e un quarto nella prima manche, 12 e 25 il totale oggi. 50 penalità e frazioni per Giovanni Magaton, mentre entra in campo l'ultimo binomio, quello composto da Omar Bonomelli e Sunderland. 3,78 il primo giorno, 16 e un quarto le penalità nella prima manche. E possiamo fin da ora stilare una classifica parziale dopo le prime 2 giornate di gara. Leader Emilio Puricelli, San Patrignano Babushka con 9,83. In seconda posizione dovrebbe essere Natale Chiaudani con Rain Goldwyn 14,09. Poi Filippo Rizzi con 20,34, quindi Busso e Susitu con 21,41. Distacchi abbastanza pesanti e classifica che diventerà definitiva domenica con la disputa dell'ultima categoria, una categoria a 2 percorsi. Oggi 2 manche, domenica 2 percorsi, mentre i cavalieri oggi affrontano 2 volte l'identico tracciato, domenica saranno impegnati in 2 percorsi dalla fisionomia differente. Ripeto, ammessi alla giornata conclusiva soltanto i migliori 20 binomi. Per Omar Bonomelli 3,78, 16 e un quarto, si è un po' disunito e c'è errore anche all'ultimo passaggio di sentiero. Attendiamo il totale anche per Omar Bonomelli e Sunderland e si conclude la categoria. Io credo che abbiamo ancora il tempo a disposizione per andare a rivedere uno dei 2 percorsi di quello che è il leader attuale della classifica, Emilio Puricelli in sella San Patrignano Babushka. Avete visto l'errore di Omar Bonomelli che ha un totale di 32,03. Eccolo Emilio Puricelli, San Patrignano Babushka, tiene moltissimo, ha un titolo che non ha mai centrato nella sua carriera e questa potrebbe essere la volta buona anche perché mancano avversari di rilievo come Smith, come Arioldi, come Bologni, come Dominici, come Giorgio Nuti che non ha un cavallo pronto per questa edizione dei campionati, assente anche Castellini. Valerio Sozzi è costretto a montare Sandolan e dunque un po' penalizzato dall'infortunio alla sua prima scelta. Ci sono tutti gli ingredienti per fare bella figura, aveva confidato Emilio Puricelli e in effetti è lui il leader dopo le prime 2 giornate. L'errore di Puricelli e San Patrignano Babushka
4 le penalità nella prima manche, 4 nella seconda, un totale di 8 da sommare all'1,83 ottenuto dopo la prima giornata. 1,83, un coefficiente ricavato dopo i 2 errori sul percorso nella giornata inaugurale. Dunque un cavallo della comunità di San Patrignano in testa. La comunità di San Patrignano che dopo la morte di Vincenzo Muccioli non ha certamente abbandonato l'idea di una scuderia in grande stile, anche se il materiale a disposizione è stato sfoltito, è stata privilegiata la qualità e vedete che ci sono carezze per Babushka da parte di Emilio Puricelli, che si è anche chinato per guardare le gambe del proprio cavallo, e in effetti ha anche perso un ferro, e vediamo ancora al rallentatore la fase conclusiva del percorso di Puricelli che guida la classifica. Ed ora un'inquadratura anche per Uliano Vezzani, oggi particolarmente spietato nell'ideare il percorso. Non ci sono stati percorsi netti e non si può dire che non ci sia stata selezione. Allora, riepiloghiamo la situazione. Al comando Emilio Puricelli, San Patrignano, Babushka. Poi in seconda posizione Natale Chiaudani con Rengo de Luin, quindi Filippo Rizzi 20 e 34 con Easy Jumper, e poi vicinissimo Bussu con Susie 2 che ha un totale di 21 e 41. Di rilievo anche la prestazione di Gianluca Ugori con Diamond Melody, che ha un totale di 25 e 88. I giochi comunque non sono ancora fatti, medaglie che saranno attribuite domenica dopo l'ultima categoria, quella a 2 percorsi. Appuntamento per questa notte per seguire la seconda prova del Criterium Seniores di salto ostacoli per quanto riguarda domani. Appuntamento sempre nel corso del pomeriggio sportivo. Entrano in campo intanto i migliori di questa categoria, con davanti a tutti Emilio Puricelli, che è anche il leader, lo ripeto ancora una volta, provvisorio di questi assoluti. Vi dicevo, appuntamento a domani. Ringrazio l'Esterna 1 di Roma, il regista Roberto Gambuti, e auguro a tutti una cordiale buonasera. È partita oggi la grande stagione televisiva